Amici bellini, ci siamo, nuova settimana, nuovo martedì, il Napoli ci ha dato una soddisfazione perché un po' di paura c'è sempre quando tu fai una bella cosa, poi dopo la bella cosa te la tolgono e invece il Napoli porta 3 punti a casa fondamentali per questa lotta per entrare in Champions League. Vogliamo fare un po' di lavagnetta, vogliamo vedere degli screenshot, vogliamo allattarci, cominciamoci. Allora, amici bellini, amiche belline, benvenuti, bentornati, in primis Francesco Tizzano, uno degli ultimi iscritti, benvenutissimo, i miei eroi che tornano, che lasciano like preventivi, siete quello che siete, veramente siete quello che siete, e fatemi ricordare agli amici abbonati, se c'è qualcuno che ancora non è stato introdotto nel gruppo degli abbonati, il gruppo riservato agli abbonati su Telegram, che mi mandasse un messaggino su una di queste cose o su Instagram o su Telegram stesso @Valerio Fluido, così provvediamo subito perché ve lo meritate. È un gruppo che oramai è fuori controllo, ci divertiamo, facciamo delle cose incredibili, quindi lasciate il like e nel momento in cui io già mi organizzo perché so tutto preparato, vedete, guardate con un Ambrabam già è così, devo stare un po' più di così, però perché siamo in rosso, purtroppo è così, ma andiamo con calma, visto che il Napoli è in rosso, allora io faccio una piccola magia, vediamo se mi riesce, perché un po' di azzurro fa pure un po' impressione, però un po' di azzurro, facciamo un video in azzurro perché messo fatta la maglietta rossa non mi convince, non mi sconfinfera, lo so, tradizionalmente il Napoli l'ha avuto anche con Maradona, non significa un po' di azzurro proprio per il fatto del Toronto, di Insigne, non mi piace, caramanzia, tutto quello che volete voi, però dai, cominciamo a parlare di questa partita che il Napoli affronta bene, che Spalletti affronta bene, un pochino di recupero di quelle che sono le telecamere che questo sono io durante la partita, riuscite a capirlo? Insomma, il primo tiro lo fa la Sampdoria, capiamoci subito, perché il primo tiro lo fa con Gabbiadini alto la Sampdoria, dopodiché il Napoli si scuote un pochino, Rachmani va al tiro, il primo che va al tiro è Rachmani, parato, centrale, comunque forte, poi c'è un tiro di Insigne parato da alleggerimento quando Insigne era già infortunato e quindi tentava di stringere i denti e di dare anche un segnale, guardate quanto ci tengo, e ci siamo. No, ma mi fa troppa impressione, sistemiamo questa cosa, iscrivetevi al canale, non vi siete iscritti, non vi iscrivete al canale, siete completamente pazzi, facciamo le persone serie. Dopodiché c'è un free kick di Gulam, anch'esso parato, anch'esso centrale, e poi c'è un cross di Elmas che viene ribattuto, e su questo cross di Elmas io devo farvi vedere 3 screenshot, perché dato che c'era un po' di tempo per me, dato che si è giocato presto, poi ci abbiamo fatto la live, poi c'era un pochino di tempo a disposizione, io ho potuto guardarmi anche un paio di trasmissioni eccetera, c'ho qualche considerazione, in realtà me ne sono visto una sola, quella che mi interessa di più, di giornalisti di cui mi fido e che apprezzo, e insomma la trasmissione di Paolo, lo sapete, è sempre ricca di spunti tattici e di cose belle, e purtroppo questa volta non mi trovo d'accordo con i seguaci di Paolo né con la pagella di Paolo. La pagella, a proposito, la mia personale, la troverete su Fa Rating in giornata, io la consegno e Fa Rating la pubblica, e quindi vi potete divertire anche con i voti. Qua non facciamo i voti ma parliamo delle prestazioni, e Elmas si becca solamente un 6, 7,5 lo Potka, giustissimo, grandi voti alla difesa, però Elmas solamente 6, e io ragionavo e non mi trovo. E quindi, dato che le chiacchiere stanno a zero e che le parole le porta via il vento, io vi faccio vedere 3 screenshot, poi voi mi dite se io sono pazzo oppure se non sono pazzo. Primo screenshot, l'occasione del gol di Petagna, dove in questo fermo immagine non solo vediamo che c'è il contatto tra Torsby e Mertens, che Mertens accentua, diciamo quello che è, Mertens accentua, non c'è problema, non è il rigorino, il rigore vero è quando gli danno la gomitata, ma comunque Mertens fa questo taglio a partire dalla destra, poi scambia con Elmas che di prima intenzione la rimette in mezzo creando il panico. Questa è la famosa rifinitura, la rifinitura del trequartista. Elmas di prima intenzione la rimette in mezzo, Torsby si fa attrarre da Mertens e quindi gli mette una mano sulla spalla
per fermarla in una corsa. Mertens cade, richiede il rigore, si crea il panico generale, dopodiché Petagna approfitterà del rinvio non precisamente forte o comunque ben indirizzato di Ferrari, e quindi in quel caso Elmas entra nel gol così. Vabbè, non vi basta? Benissimo, andiamo nel secondo tempo dove Elmas, questa è l'occasione che vedrà Mertens arrivare sul pallone leggermente in ritardo e la palla finirà fuori. Però chi è che fa questo passaggio di esterno? È anche difficile, con visione periferica, d'esterno devi superare l'avversario, devi superare il difensore, gliela devi mettere col contagiri, poi magari un secondo prima, un secondo dopo, Mertens arriva in ritardo, Mertens arriva in anticipo, la palla non è perfetta, tutto a posto. Chi entra in questa azione? Elmas. E no, perché uno poi un'altra occasione. Elmas taglia il famoso taglio alla Insigne, parte dalla sinistra, si accentra, lo seguono e non lo fermano, visione periferica, trova Petagna alle libero, e questa sarà una delle occasioni più belle che crea il Napoli, perché Petagna poi controllerà, si metterà il pallone sul sinistro e proverà il tiro a giro che Audero parerà in estirata, diciamo, no, l'estirata la fanno i difensori, insomma è parata plastica. Io vi ho fatto vedere 3 screenshot. Elmas mi sembra che ha fatto una partita dignitosissima, ma molto più della sufficienza risicata, perché se poi ovviamente è chiaro che in questa partita avere Ghoulam è l'hashtag mio di ieri, perché Ghoulam la fisicità e ti dà quella tranquillità. Petagna, a parte il gol, ha fatto una grandissima partita, veramente di livello, di sostanza, di aiuto, se ne andava anche sugli esterni, sapeva come alternarsi con Mertens. Lo stesso Mertens è stato fulminante in tutte le sue occasioni, tocchi di prima, veli, sapeva dove stava Petagna intorno a lui, perfetto. Ovviamente dobbiamo parlare di Lobotka, sarebbe sbagliato non parlare di Di Lorenzo e di tutti quanti che hanno fatto un'ottima partita, ma Elmas non me lo vorrei dimenticare, anche perché è uno dei giocatori più giovani che abbiamo e probabilmente avrà un futuro radiosissimo. Un giocatore individuato da Ancelotti, ben preso da Giuntoli, così, che non sembra avere intenzione di andarsene come molti altri, perché Ospina forse non rinnova, e Mertens dobbiamo abbassare l'ingaggio, e Fabian non rinnova, e quella... Noi dobbiamo puntare su Elmas, e Elmas in questo momento più di Lozano, e in questo momento ci dà più garanzie Elmas, anche perché può fare più ruoli, anche perché si impegna fisicamente, sta addosso agli avversari, fa tutte le cose che deve fare, comincia a destra, finisce a sinistra, sappiamo che al centro ci sa stare. Io gradirei un pochino più di riflettori su Elmas, o forse meglio di no, ce li teniamo per noi, tanto noi siamo pochi, nel canale siamo pochi. Poi però vi iscrivete, condividete i video con i vostri amici, ne parlate, mira chi se sta parlando su Elmas, potete fare anche così e non c'è problema. Con un Ambrabam però andiamo a vedere i famosi dolcetti, i dolcetti tattici di cui vi parlavo, perché io faccio gli occhi a cuoricino, quando ci sono le cose tattiche che individuo e che poi Spalletti mi conferma pure, perché me le ha confermate poi in conferenza. E andiamo a vedere che cos'era una cosa nera così. Ovviamente siamo tutti in rosso. Ospina, parliamo un pochino anche delle prestazioni individuali, poi i voti su fan rating. Ospina fa poche paratucce anche semplici, però l'uscita alta, ogni tanto la tranquillità, l'impostazione da dietro. Qualcuno mi diceva a me non mi convince nel lancio lungo, e invece anche il lancio lungo oggi è stato ben preciso. Bene Ospina, benissimo Di Lorenzo, ancora una prestazione senza sbavature, veramente sempre costante nella corsa. E Di Lorenzo mi apre al primo dolcetto tattico, perché essendoci Elmas qui, e lo dice proprio Spalletti, me lo conferma, grazie Luciano, perché non mi fai fare brutte figure, e quindi mi hai sentito che parlavo in privato anche con Davide Maranta del Caffè Napoli di tutte le cose. Elmas si accentra proprio in maniera naturale, di conseguenza anche avendo Ghoulam che non può fare stantuffo perché non ce l'ha più e sta facendo oltre il possibile viste le condizioni fisiche, con Elmas che si accentra si sposta tutto più su Di Lorenzo, e quindi la difesa, l'impostazione a 3 con un Ghoulam un pochino più bloccato, nemmeno tanto bloccato, ti permette Di Lorenzo ad arrivare qua, Elmas che si accentra, ed ecco che noi sentivamo tutto lo Spalletti DM allargati, DM fai, perché bisognava trovare una condizione diversa dove il Napoli in questo caso attaccava di più in questa zona, e quindi bisognava creare questi presupposti con tutti che scalavano molto bene. Primo dolcetto tattico che mi è piaciuto
piaciuto tantissimo. Ovviamente confermiamo una ottima prestazione di Rachmani, una buonissima prestazione di Juan Jesus, lo stesso Ghoulam, io vi ripeto, più qua, e Ghoulam non aveva, anche nei momenti di grandissima forma all'epoca di Sarri eccetera eccetera, una fase difensiva eccezionale, e invece adesso sta lavorando di esperienza, di senso di posizione, di fisicità. Lanciano una palla, colpo di testa, Ghoulam te la risolve, e quindi molto bene. Bobotka si gira, Bobotka aggredisce, Bobotka ha l'aggressione alta, perché il Napoli veramente non ha dato. È giusto dire che la Sampdoria è poca roba, ma io sto tutto spostato, facciamo così. È giusto dire che la Sampdoria è poca roba, però c'è anche da dire che è stato bravo il Napoli a soffocarli quando appena provavano a ripartire, e quindi la partita di Lobotka va sottolineata, quella di Mertens che te lo dico a fare, Insigne non ha avuto nemmeno tempo, poverino, di farlo, Petagnone a tutto campo, quando poi arrivano un pochino i cambi, quando Insigne è costretto a dare forfait, Politano ovviamente si sposta qui, Mertens si sposta qua e non c'è alcun problema. Raramente abbiamo dovuto vedere questa situazione di 4-4-2, perché veramente la Sampdoria non doveva impostare niente e non voleva impostare niente, quindi abbiamo una situazione di verticalità dove Mertens e Petagna si alternavano, uno davanti e uno indietro, veramente di grande soddisfazione. Quando poi uscirà anche Ghoulam, una ipotesi che io avevo pensato e che poi non è avvenuta è Di Lorenzo a sinistra con Tuanzebe adattato terzino, sarebbero stati 2 adattamenti, ecco perché Spalletti è meglio di me come allenatore e non c'è problema, e ci mettiamo direttamente Juan Jesus terzino sinistro, Rachmani che si sposta qua e Tuanzebe nella zona di Rachmani da difensore centrale. Niente di più semplice, niente di più lineare. Entra anche Fabiano giusto per fargli scaldare di nuovo il motore, perché sarà importante recuperarlo, e adesso noi dobbiamo guardarci al futuro, dobbiamo guardare al futuro subito, perché oggi per esempio voi vi potreste studiare la Fiorentina, vi potreste guardare un pochino la Fiorentina come comincia, se giocano meglio dell'andata eccetera eccetera, perché li dobbiamo affrontare in Coppa Italia, perché bisognerà far riposare qualcuno, ma siamo ancora pochissimi, qualcuno lo stiamo recuperando, però piano piano, partita dopo partita, godiamoci il percorso e non facciamo stupidaggini. Torniamo a una situazione, perché sto tutto storto, mi sta venendo una cosa, torniamo a una situazione di normalità. Il Napoli deve lottare punto a punto, non possiamo fare grandi voli pindarici eccetera eccetera, però come io mi sono divertito l'anno scorso mi sto divertendo quest'anno, stiamo imparando cose nuove tattiche, stiamo vedendo delle cose molto belle, ci sono situazioni complicate che stiamo affrontando così, ma voi mi accompagnate in questo percorso, siamo in amicizia, lasciate i like preventivi e io non potrei chiedere di più a questa stagione e a questa avventura di YouTube che facciamo insieme. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere se mi sono dimenticato qualcosa, perché è possibile. È chiaro, non abbiamo finito di fare le cose, poi c'è il tiro di Politano, grande partita, grande partita Politano, quel tiro è a lambire, quando si dice lambire il palo, Politano mi è piaciuto, e l'assist per il gol annullato a Juan Jesus l'aveva dato a Politano, Quagliarella che tira debole, poca roba, Petagna il gol, e nel secondo tempo c'è il tiro di Mertens che va fuori, Politano di testa alto, parata là, il tiro di Petagna, il tiro di Mertens di sinistro fuori di poco, e il politiro cross. Le abbiamo dette tutte, ditemene qualcuna pure voi. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.